Buonasera dal TG Sicilia e le principali notizie di questa edizione. Maltempo, drammatica la situazione nella zona ionica, auto trascinate fino a mare a Torre Archirafi, la disperazione dei residenti per gli allagamenti a Giarre, Mascali e Riposto, ad Acireale frana parte della Timpa. A Catania vertice in prefettura sull'alluvione che ha colpito la provincia di Catania. Il prefetto Librizzi, tanti danni ma per fortuna nessun ferito. A Siracusa case e centro storico allagati, pesanti disagi anche sulla A18. Operai privi di dispositivi di sicurezza, lo scrivono i consulenti tecnici incaricati dalla Procura di Termini Imerese sulla strage di Casteldaccia in cui persero la vita 6 lavoratori. Muore a 22 anni dopo l'anestesia per un intervento di rinoplastica. L'avvocato della famiglia precisa, aveva scelto un professionista italiano, non era andata all'estero per un intervento low cost. Gela, blitz contro gli intrecci tra clan locali e trafficanti di droga. Tra gli indagati anche boss sospettati di rifornirsi di armi da guerra per proteggersi da nemici interni. E poi il calcio, venerdì sera, derby al Massimino tra Catania e Trapani. I rossazzurri non vincono da un mese. Bentrovati in apertura. L'eccezionale ondata di maltempo annunciata ieri con l'allerta rossa si è materializzata oggi con piogge alluvionali nella Sicilia orientale. Particolarmente critica la situazione tra Giarre e Acireale, finite sott'acqua a causa di abbondanti precipitazioni che hanno allagato case, negozi, garage e cantinati. Tonino De Mana. Madonna! Le macchine a mare! Le macchine a mare! Barche trascinate dall'acqua, auto che finiscono dritte dritte in mare, come a Torre Archirafi, la Timpa che frana Santa Tecla, una pioggia torrenziale che semina distruzione, dolore, terrore e panico. Annunciata per ieri con tanto di allerta rossa, l'eccezionale ondata di maltempo si è materializzata oggi con piogge alluvionali nella Sicilia orientale, proprio quando il bollettino della Protezione Civile indicava arancione. Scherzi di un clima impazzito ed imprevedibile, capace di lasciare a secco una terra per mesi e mesi, per poi inondarla in pochi minuti. È quanto successo tra Giarre ed Acireale, finite sott'acqua a causa di abbondanti precipitazioni che hanno allagato case, negozi, garage e cantinati. Impressionante la forza dell'acqua che scorre impetuosa trasformando le strade in fiumi in piena. Qui siamo nella centralissima via Callipoli a Giarre con le immagini che somigliano all'alluvione del 95. Da un fiume all'altro ed ecco la drammatica situazione registrata ad Altarello. Acqua, detriti e fango anche a Santa Maria la Strada al confine tra Giarre e Mascali, sotto passi allagati a Riposto dove è stato necessario soccorrere decine di automobilisti. Nelle case è anche peggio. Fuori. La pioggia torrenziale non ha risparmiato Acireale che già alle 4 del mattino si è ritrovata sotto un violento nubifragio. Questa è la situazione nei pressi della rotatoria di Santa Maria delle Grazie. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. Qui siamo in via La Pira dove è crollato un muro perimetrale che ha danneggiato alcuni mezzi in sosta. Soccorsi 2 anziani in via Chinnici, sempre ad Acireale, e diversi automobilisti in panne in via Aldo Moro ad Aci Sant'Antonio. A Catania, ieri in allerta rossa è rimasta all'asciutto, i primi scrosci di pioggia si sono registrati intorno alle 11, ma l'opportuna chiusura delle scuole non ha aggravato una situazione già di per sé complessa, specie dopo le piogge torrenziali di lunedì che hanno sollevato polemiche a non finire. E a Catania nel pomeriggio un vertice in prefettura sull'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Catania. Il prefetto Librizzi, tanti danni ma per fortuna nessun ferito. Ascoltiamolo. Nessun morto, nessun ferito, nessun disperso. È la sensazione che è quasi un miracolo. Lo ripete con tono pacato e rassicurante il prefetto Maria Carmela Librizzi dopo un vertice convocato d'urgenza a Catania in videoconferenza con i vertici nazionali della Protezione Civile e i rappresentanti locali delle forze dell'ordine. La bomba d'acqua sulla riviera ionica ha lasciato il segno, ma tutti potranno raccontarla. Certo, restano i danni ingenti che saranno valutati nelle prossime ore, giusto il tempo di liberare case e strade da acqua e fango. Abbiamo una
situazione chiaramente di particolare criticità nella zona di Torre Archirafi, dove stamattina è stato fatto un soccorso, è stata evacuata una famiglia la cui abitazione era stata invasa dall'acqua. Ci sono sicuramente dei danni alla viabilità, abbiamo una frana riscontrata nella Timpa di Acireale, ma per la quale si sta già intervenendo, si sta procedendo, ed altra una frana in una zona di Mascali, autostrada che è stata chiusa per alcune ore, che adesso è ritornata nella sua funzionalità sia nella direzione Catania-Messina, mentre la Messina-Catania risulta parcellizzata nella tratta Fiumefreddo-Acireale. L'eccezionale portata d'acqua, 500 mm in 12 ore, ha richiesto un grande sforzo sin dal mattino, quando si sono verificate le prime criticità. Pensate un po', tutte queste persone intrappolate in macchina, in preda al panico, e sappiamo cosa significa in preda al panico, il livello dell'acqua che stava per alzare e scorreva incessantemente. Interveniamo e portiamo in salvo circa 20 persone. Domani è previsto un netto miglioramento delle condizioni meteo che faciliterà l'opera di bonifica. Il maltempo non ha risparmiato Messina e Siracusa, pesanti disagi sulla A18, case e centro storico allagati a Siracusa. Adelaide Barbagallo. Da Messina a Siracusa tantissimi gli allagamenti e i disagi. Solo dopo molte ore è tornata completamente percorribile la A18. Stamattina chiusa al transito in entrambe le direzioni nel tratto tra Fiumefreddo e Acireale per fango e corsie trasformate in fiume in piena, con automobilisti rimasti incolonnati. Forze dell'ordine e vigili del fuoco sono intervenuti per liberare la sede stradale da detriti e asfalto saltato. Sui social la rabbia dei cittadini per la scarsa manutenzione delle caditoie intasate dalla terra dell'Etna e dalle errata progettazione dei sistemi di deflusso delle acque. La pioggia copiosa caduta anche a Siracusa ha trasformato il centro storico in un lago. Sui social le immagini della zona tra Largo Gilippo e Piazza Euripide, a 2 passi da Ortigia. Decine le chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco. Al telefono cittadini che chiedono aiuto per allagamenti in caso o auto rimaste in panne. Il maltempo si è abbattuto anche su alcuni tratti dell'A19 Palermo-Catania. Una forte pioggia si è registrata nel tratto tra Catena Nuova e il capoluogo etneo, e in alcuni tratti è comparsa anche la grandine. È un 26enne è morto in un incidente sul lavoro che si è verificato in contrada Maucini a Pachino nel Siracusano. Il giovane sarebbe finito sotto un mezzo meccanico mentre era al lavoro in un terreno. La procura di Siracusa, che coordina gli accertamenti della polizia municipale, ha aperto un'inchiesta. Nessun dispositivo di sicurezza né preparazione idonea a lavorare in ambienti pericolosi. Sono i risultati a cui sono giunti i consulenti tecnici incaricati dalla Procura di Termini Imerese sulla strage di Casteldaccia, in cui persero la vita 6 operai. Lorena Dolci. Tutti gli operai erano privi di dispositivi di sicurezza per le vie respiratorie. Sono nette le conclusioni dei periti incaricati dalla Procura di Termini Imerese di capire le cause della strage di Casteldaccia, in cui il 6 maggio scorso persero la vita 6 operai impegnati presso un impianto di sollevamento fognario. Le vittime, morte soffocate dal gas sprigionato dai liquami, furono 4 dipendenti della Quadrifoglio Group, che aveva in subappalto dalla TEC i lavori di manutenzione della rete fognaria per l'AMAP. La quinta vittima, Giuseppe La Barbera, era un interinale. Al centro dell'indagine, oltre alla catena di appalti, c'è appunto il rispetto delle misure di sicurezza. Già i primi accertamenti svelarono che le vittime non sarebbero dovute scendere all'interno dell'impianto e che non indossavano le protezioni. Fra gli operatori intervenuti nessuno era in possesso di rilevatori multigas, scrivono ancora i consulenti. Le ditte non avevano attrezzature idonee e non avevano predisposto procedure specifiche per lavorare in ambienti pericolosi. Una negligenza fatale. Nel registro degli indagati per omicidio colposo plurimo e lesioni gravissime sono finiti Nicolò Di Salvo, titolare della Quadrifoglio, il direttore dei lavori del cantiere, il tecnico di AMAP Gaetano Rotolo e il dirigente della TEC Giovanni Anselmo.
Al momento resta aperta ogni ipotesi, abbiamo spunti interessanti, ma da soli non sono sufficienti a confermare o escludere alcunché. L'esame è stato molto lungo perché gli approfondimenti da fare sono delicati e ci serve acquisire altri dati, quindi non possiamo trarre alcuna conclusione. Lo ha detto al termine dell'autopsia sul corpo della quindicenne trovata impiccata una settimana fa a Piazza Armerina Giuseppe Bulla, il medico legale nominato dalla famiglia della ragazza. Sul caso indaga per istigazione al suicidio la procura dei minori di Caltanissetta. I consulenti dei PM si sono presi 90 giorni per il deposito della relazione, ha aggiunto. Da Lentini a Roma per rifarsi il naso, ma una ragazza di 22 anni è morta dopo l'anestesia. L'avvocato precisa aveva scelto un professionista italiano, non era andata all'estero per un intervento low cost. Lorena Dolci. La famiglia oggi chiede di conoscere le circostanze e le cause che hanno condotto alla morte Margaret, che era andata a Roma per sottoporsi a un intervento che possiamo definire di routine e purtroppo tornerà a casa chiusa in una bar. Era bella Margaret, di una bellezza mediterranea, ma non amava il suo naso. Così questa ragazza di 22 anni aveva deciso di correggere quello che considerava un difetto. Era partita da Lentini con il fidanzato per sottoporsi all'operazione di rinoplastica presso uno studio privato di Roma. Subito dopo l'anestesia si è sentita male, la corsa all'ospedale, ma nonostante tentativi di rianimarla, dopo 3 giorni di coma è morta il 7 novembre scorso. L'ambulatorio è stato sequestrato insieme alle attrezzature. Nella struttura non è stato trovato alcun documento, cartella clinica o registrazione. I 2 titolari, padre e figlio, entrambi medici, sono finiti nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo. Non un medico trovato su TikTok, ci tiene a precisare l'avvocato della famiglia, ma un professionista italiano della capitale. Ha seguito le tendenze che oggi vogliono di trovare o di cercare soluzioni all'estero, cosiddette low cost, in Albania piuttosto che in Turchia o nei paesi nordafricani, si era affidata a un chirurgo italiano in un centro medico italiano. L'avvocato non conferma la presenza di un video girato dal fidanzato durante il malore. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte, forse causata da una reazione allergica ai farmaci usati per l'anestesia. Un intervento estetico di moda, ma da non sottovalutare mai. Vito Manno, di 35 anni, è morto a Palermo dopo un intervento chirurgico di colecisti eseguito in una clinica privata, dalla quale è stato poi trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia. I familiari hanno presentato denuncia. Sono indagati per la morte del giovane imprenditore 11 medici delle 2 strutture sanitarie accusati di omicidio colposo. Nuova udienza preliminare per la strage di Altavilla, costata la vita a madre e 2 figli assassinati secondo l'accusa dal padre, dall'altra figlia e da una coppia di predicatori durante un drammatico esorcismo. La procura contesta la perizia che considera il principale imputato incapace di intendere e di volere. Maglio Viola. È battaglia legale sulla scarcerazione di Giovanni Barreca, il muratore di Altavilla Milicia, che con la figlia 17enne e una coppia di fanatici religiosi a febbraio scorso avrebbe sterminato la famiglia, moglie e 2 figli nel corso di un drammatico esorcismo. Si è svolta questa mattina davanti al GIP di Termini Imerese l'analisi della perizia psichiatrica disposta dal giudice, sulla scorta della quale il GIP ha scarcerato l'imputato, assegnando la sua custodia ad una comunità perché è incapace di intendere e di volere. Una decisione contestata dalla procura perché presa senza consultare le parti e senza contraddittorio. Solo oggi PM e legali dell'imputato hanno fatto domande agli esperti. La procura contesta la decisione in base ad una controperizia dei consulenti dell'accusa, nella quale si ritiene l'imputato non totalmente ma solo parzialmente incapace di intendere e di volere. Al termine del dibattito è stato fissato al 22 novembre davanti al Tribunale del Riesame il ricorso della procura di Termini Imerese, che indaga sulla vicenda contro l'ordinanza di revoca del carcere e dunque l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in una REMS, una comunità specializzata.
Udienza preliminare a Caltanissetta per 4 poliziotti accusati di aver mentito durante il processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di Via D'Amelio. Il GUP deciderà sulla richiesta di rinvio a giudizio nell'udienza fissata per martedì mattina. Rita Cinardi. Hanno chiesto tutti il non luogo a procedere i legali dei 4 poliziotti accusati di depistaggio dinanzi al GUP di Caltanissetta David Salvucci. Per gli avvocati Maria Giambra, Giuseppe Panepinto e Giuseppe Seminara, i loro assistiti Maurizio Zerilli, Angelo Tedesco, Vincenzo Maniscaldi e Giuseppe Di Ganci, nelle loro deposizioni al processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di Via D'Amelio non hanno mai mentito. Il nuovo procedimento scaturisce dal processo che si è concluso a giugno con la prescrizione del reato di calunnia per Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, tutti appartenenti alla Polizia di Stato. Erano accusati del reato di calunnia per aver indotto l'ex falso pentito Vincenzo Scarantino a rendere false dichiarazioni per fare condannare persone che non avevano nulla a che fare con la strage di Via D'Amelio del 19 luglio del 1992, in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. E secondo la procura di Caltanissetta, gli altri 4 colleghi, oggi imputati, nel corso del processo avrebbero reso falsa testimonianza. Nella scorsa udienza il PM Maurizio Bonaccorso ha chiesto che venissero rinviati a giudizio perché a suo parere avrebbero testimoniato il falso su alcuni punti, mentre su altri sarebbero stati reticenti, tesi che la difesa oggi ha contestato. Tra 2 giorni il GUP deciderà sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla procura. Un'indagine battezzata H24 Store svela un inquietante intreccio tra clan di Gela e trafficanti di droga. Tra gli indagati alcuni boss sospettati di rifornirsi di armi da guerra per proteggersi dai nemici interni. GR Italia. È stato il suono di una mitraglietta che scarrella a dare il via all'inchiesta H24 Store condotta dalla Procura di Gela e che ha fatto scattare le manette per 5 persone arrestate questa mattina tra Gela e Brescia. Un'arma da guerra costata 3.000 euro per difendersi ed evitare ripercussioni dal gruppo di Giuseppe Tasca, considerato nuovo reggente del clan Rinzivillo e arrestato nel Briz Janus. Tutto parte da un dissidio legato ad affari di droga in una discoteca del Ragusano. Per gli investigatori, Giuseppe Di Noto, uno degli arrestati, si sarebbe procurato la mitraglietta per difendersi da possibili attacchi. L'arma, secondo gli inquirenti, è stata testata su un'auto e i presenti si sarebbero stupiti della sua letalità. Dietro questa operazione ci sarebbe la mano esperta di Massimo Curvà, arrestato a Brescia, un metalmeccanico capace di modificare l'arma per potenziarla. La mitraglietta fino ad oggi è un fantasma, non è mai stata ritrovata, eppure le intercettazioni ne confermano l'esistenza, rendendo le indagini ancora più serrate. Le parole del procuratore Salvatore Vella alzano il velo su un mercato nero che preoccupa. Le armi circolano e sono a portata di mano anche tra i giovanissimi. Non è un'esclusiva dei clan mafiosi di Gela avere disponibilità di armi, e in questo contesto quello che viene fuori è la presenza di un'arma da guerra, quindi di una pistola mitragliatrice, che preoccupa particolarmente perché ha delle capacità offensive, quindi non tanto difensive ma offensive particolarmente elevate, che potrebbe essere indirizzata sia nei confronti di altri gruppi criminali, con tutto quello che può comportare vittime innocenti che possono venire sempre attinte in un conflitto a fuoco in cui utilizzi un mitra e quindi non soltanto una pistola a carico a colpo singolo, ma che potrebbe essere sempre utilizzata nei confronti di inquirenti o forze dell'ordine. Mentre gli indagati attendono di essere interrogati dal giudice per le indagini preliminari, il procuratore Vella non manca di lanciare un monito inserendosi sul dibattito del momento. Senza le intercettazioni, indagini così complesse sarebbero impossibili. Una piccola pausa, tra poco il calcio. Bentornati al TG Sicilia, siamo al calcio. Venerdì sera derby al Massimino tra Catania e Trapani. I rossazzurri ci arrivano dopo la sconfitta di Crotone e con un digiuno dalla vittoria che ormai ha raggiunto un mese. Francesco Triolo. Un derby per dare una sterza dal campionato. L'attesa per Catania-Trapani è palpabile perché al Massimino si affronteranno 2 formazioni che non hanno nascosto ambizioni di alta classifica alla vigilia del campionato e che vivono un momento quasi simile. Il Trapani si è risollevato proprio domenica battendo la Cavese, ma la burrasca non è ancora passata perché la squadra di Aronica cerca quella continuità che è mancata sinora. Sta peggio in classifica di appena un punto, ma anche come periodo il Catania che non vince da un mese, dal 2-0 del 12 ottobre in casa contro l'Altamura.
toscano deve fare i conti con le condizioni di alcuni giocatori, si attende di capire le condizioni di Lunetta, uscito domenica per un problema muscolare, e quelle di Luperini, non convocato a Crotone per un affaticamento. Si spera di avere De Rose, rimasto in panchina domenica, almeno per una parte di gara. Il tecnico sembra comunque intenzionato a cambiare tra i pali, dove Adamonis dovrebbe cedere la maglia da titolare a Betters, pagando gli errori di Crotone. L'attesa è testimoniata anche da numeri in prevendita. A 48 ore dal match sono quasi 2.000 biglietti venduti, che si aggiungono agli oltre 12.000 abbonati. Si va quindi verso le 16-17.000 presenze, tenuto conto che da Trapani arriveranno almeno 300 tifosi. Trapani al lavoro in vista del derby col Catania, previsti rientri di Crimi e Silvestri. Franco Camarrasana. Programma di allenamenti diverso dal consueto per il Trapani in vista dell'anticipo di venerdì sera col Catania. Già domenica, all'indomani della partita con la Cavese, il tecnico Aronica ha impegnato i suoi in un lavoro leggero per poi proseguire lunedì con un allenamento più articolato. Per il derby col Catania sicuramente saranno assenti l'attaccante Diego Zuppel e il difensore Federico Vailetti, mentre tornano ad essere disponibili il difensore centrale Luigi Silvestri e il centrocampista Marco Crimi, che hanno scontato il turno di squalifica. Tra i convocati per la gara di Catania quasi sicuramente farà parte Alessandro Malomo, difensore classe 91, ex Triestina, prelevato pochi giorni fa dalla lista degli svincolati, che ha esordito nelle battute finali della gara con la Cavese. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.